Presidente Serracchiani, in che modo Despar contribuisce alla crescita del territorio in Friuli Venezia Giulia? Direi che è stato un rapporto, quello con Despar, molto chiaro, trasparente fin dall'inizio, ma anche estremamente utile ed interessante per il nostro territorio. Si tratta non soltanto di un grande gruppo, ma di un gruppo che ha molto, ma molto a cuore il territorio ed ha ben piantati i piedi in Friuli Venezia Giulia. Questo ci ha permesso di rilanciare alcuni prodotti locali, sono circa 100 i produttori locali che grazie anche alla grande distribuzione hanno fatto conoscere i loro prodotti di qualità e quindi hanno creato economia locale, e molti i dipendenti che sono stati assunti dal gruppo Despar in questi anni, oltre ai punti vendita che sono stati aperti, a volte subentrando anche ad alcune grandi crisi, e Despar come altri imprenditori vanno ringraziati perché hanno saputo certamente cogliere tra virgolette un'occasione in una situazione drammatica, ma d'altra parte hanno fatto davvero svolto il loro ruolo fino all'ultimo, assorbendo i dipendenti che avevano perso il posto di lavoro. Dall'altra devo dire che c'è anche un legame forte perché hanno compreso, ad esempio come in una regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, il fatto di pagare l'IRPEF dei loro dipendenti qua per noi è importante, perché le tasse che restano su questo territorio ci permettono non soltanto di gestire il sistema sanitario regionale, ma anche il trasporto pubblico e il sistema degli enti locali. Assessore Sciaurli, in che modo Despar è riuscita anche a contribuire alla salvaguardia di alcuni prodotti tipici locali? Tanto con un rapporto continuo fra istituzioni e imprenditori, e questo è già un grande e importante dato di fatto, nello stesso tempo intervenendo in situazioni che magari erano critiche ma potevano anche essere importanti per rilanciare alcuni prodotti. Si pensi alla latteria turnaria dei Castiglioni di Strada, si pensi al lavoro fatto nella laguna di Marano, quindi penso che anche rilanciare anche il rapporto con l'imprenditoria, e in questo caso con la grande distribuzione, può permetterci, cosa che magari era impensabile alcuni anni fa, di tutelare e di promuovere quei prodotti che una volta avremmo detto di nicchia, ma che oggi magari possono rappresentare l'eccellenza e l'identificazione di un prodotto con il territorio. Ancora una volta è importante per le aziende locali fare rete. Assolutamente sì, perché ovviamente nel rapporto con la grande distribuzione poi il rapporto individuale magari di un'azienda medio-piccola diventa difficile. Io penso che su determinati prodotti una delle sfide della nostra regione, non da oggi, sia quella di trovare dei meccanismi di collaborazione, cooperazione, o anche dei meccanismi a rete che ci permettano di essere magari più puntuali ma anche più importanti nella produzione dei nostri prodotti e anche nella loro valorizzazione. Dobbiamo farci conoscere anche fuori dalla nostra regione, e per farci conoscere fuori dalla nostra regione servono anche dei numeri. Presidente Klotz, in che modo si lega Despar al territorio, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista dell'offerta dei prodotti? La Despar è presente in Friuli Venezia Giulia dal 1960, quindi un marchio molto ben radicato in questa regione, però un marchio che è cresciuto soprattutto negli ultimi 15-16 anni in maniera molto importante. Per esempio in 2000 eravamo in 58 punti di vendita di filiali e una settantina di negozi in affiliazione. In 2016 eravamo 78 punti di vendita e 94 clienti in affiliazione. Tradotto in termini di dipendenti, se in 2000 avevamo 970 dipendenti, in 2016 al 31 dicembre eravamo già in 2035 dipendenti. La previsione è che entro il 2020 apriremo almeno altri 4 punti di vendita, creando così circa 200 altri posti di lavoro. Però non occupiamoci solo a creare nuovi punti di vendita e nuovi posti di lavoro, siamo anche un partner affidabile per una centinaia di fornitori del Friuli Venezia Giulia che vendono per più di 40 milioni di euro prodotti a noi. O per esempio abbiamo una trentina dei fornitori artigiani, fabbri, falegnami che lavorano per la ristrutturazione dei nostri punti di vendita o per le nuove aperture, e per loro sono ogni anno circa 8 milioni di euro di fatturato che genera la Despar con noi.